zingaro, voglio vivere come te. Buongiorno Italia, volevo renderti partecipe un attimo dello sviluppo dei miei progetti, delle mie idee, nulla di eclatante e sensazionale, però cosa succede? Sì, ero passato a trovare Alessia, però adesso devo andare, ok vabbè adesso accenderò il motore per un quarto d'ora circa per spostarmi e vabbè mi carica, ma neanche tanto, 30 ampere. Come puoi vedere la giornata è un po' così così. Oggi è lunedì, le batterie erano parecchio giù, però sai c'è stato un bel weekend, quindi in 2 giorni sono arrivato a caricare fino ai 40 ampere, ero sui 30, cioè giusto per prenderti l'idea, no? E ok, vedi, io ho parlato tanto del generatore, camper col generatore, poi batteria al litio, del super caricabatterie eccetera eccetera. Guarda, accendo un attimo il generatore, sto caricando a 55, dopo vedremo perché 55 non 70, probabilmente scala il costo del generatore, quello che eventualmente sta caricando, anzi no, ok, ecco là che c'ero arrivato, me l'ero già detto. Il mio impianto, l'impianto di Pullmin, che sia 220 o che sia generatore, carica contemporaneamente anche la batteria motore, quindi stiamo dando degli ampere anche alla batteria motore, ok? Infatti il pannellino della DS Tech non ti dice quanto stai caricando, il pannellino della DS Tech ti dice quanto stai guadagnando, ossia i ricavi meno i costi, e questa cosa io la adoro da matti. In ogni caso guarda, i miei progetti riassunti sono che io adesso in 3 ore e 38 di generatore, che non è neanche tantissimo, cioè posso mettermi tranquillamente a lavorare, certo non è silenziosissimo ma neanche rumoroso, in 3 ore e 38 ho piene 400 ampere di litio, o meglio 3 ore e mezza, 197 arrotonda 200, quindi 3 ore e mezza ti carica 200 ampere di litio, e non è poco. Ne abbiamo già parlato in una vecchia puntata, non è solo di pesci, perché a me guarda sempre copardo, guardi, amore, sto dicendo buona a te, mi guarda così perché vuole da mangiare, bisogna rispettare gli orari, Gioia, cioè se no, se facciamo come vuoi te, sono 7-8 pasti al giorno anziché 2. In ogni caso si diceva che, parlando appunto di rapporti, costi, guadagni, quindi lavoro, ore che lavori, soldi che entrano, soldi che escono, eccetera, 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 quindi il modo in cui sfruttare la vita per quanto concerne le ore lavorative, in modo tale anche da stringerle, quindi meno ore lavorative, per quanto mi piace il mio lavoro e sia un divertimento, uguale più ore per andare in bici o per funfatare amorosa. In ogni caso, se io adesso avessi preso e fossi andato in un'area camper per lavorare 2-3 giorni, ci avrei messo i soldi del gasolio, tieni conto più o meno 20 euro andare, 20 euro tornare, certe aree camper più distanti sono anche 30 euro andare, 30 euro tornare, sono 60 euro, stato il GPL che mi viene, e tutto il costo il costo del tempo del viaggio, perché a me sinceramente piace andare piano oppure non piace andare veloce col camper, in bicicletta mi piace andare via a cannone. Detto questo, dell'ICP noi stando fermi possiamo ricaricarci e nel tempo che stiamo fermi lavorare, quindi usare il tempo per produrre, incamerare cash e non sprecare soldi per incamerare questa energia fantastica. Qualcuno ogni tanto mi ha detto perché non vai alle Canarie, perché non vai in Spagna, in Portogallo, eccetera eccetera. Semplicemente stringi, perché mi piace la topa. Io qui ho la mia topa, quella personale tra l'altro, e preferisco, ma è sempre stata così, ho sempre avuto sta fissa della topa fin da boccia. Allora ragazzo, sì, sono nell'area camper di San Stino perché siccome devo passare da un cliente ho detto vabbè, facciamo la notte qui che ci carichiamo le batterie. Comunque no, volevo parlare degli oscuranti esterni. Siccome a me non piace parlare male delle cose, delle persone, eccetera, ho scritto descrivendo la situazione, mandando anche le fotografie per risolvere questo problema. Occhio qua. Carissimi, buongiorno. A distanza di neanche 2 anni mi ritrovo con gli oscuranti che sono un colabrodo, nonostante abbia, come sempre su tutto, la massima cura nell'utilizzo e nello stivaggio, in doccia al caldo. Essendo oscuranti da 350 euro, presumo si tratti solo di una partita di materiale difettoso. In ogni caso vi lascio i miei contatti per poterci organizzare su come sistemare questo problema. L'occasione mi è gradita per augurare un buon proseguimento di lavoro. Contatto Cicicocò, eccetera eccetera. Qui ragazzo, vedi gli oscuranti, guarda, screpettati dappertutto, cioè per quanto uno guarda, faccia piano, non li tiri, eccetera eccetera, guarda, pieni di buchi dappertutto, anche dove non ci sono i punti di tiraggio, diciamo, no? Un colabrodo, sembra gli abbiano, guarda, sparato col mitra, una cosa incredibile.
qua lo strap che si è spaccato, proprio lo strap. Cioè, dovrebbe staccarsi lo strap, no? Cioè strap con strap, cioè per dire, no? Se tipo c'è forte vento o robe del genere, che ne so io, invece no, si è proprio spaccato lo strap. Va bene, comunque vediamo cosa rispondono. Sicuramente appunto si tratterà di un materiale difettoso, perché insomma non può essere che uno oscurante faccia sta fine. Oh, comunque, come qualcuno sa, qua nell'area camper di Sant'Ostino c'è la ricarica per i veicoli elettrici. C'è una tipa che sarà da 3 ore che è qua, comodissima l'auto elettrica. Pronto? Signor Yuri? Sì, buonasera signora. Sì, sono Carlo. Ah, mi scuse, sento malissimo, mi scuse. Ecco, niente. Ho visto qua che mi ha mandato delle foto Sì, degli oscuranti. sì. Niente, in caso passa di qua, vediamo cosa gli ha, e casomai facciamo nuovi. Quello che Ok, sì, io... penso qua, penso che sia che del materiale di fetano, solo vedremo un attimino assieme. Sì, perché sa sbusare dappertutto, anche dove non che punti tipo che magari col vento si tira, tu capio? In caso, facciamo una roba, lui mi faccio qui poi il telefono. Quel tempo di venire su da me. Esatto, era quello il problema, esatto. Lo dite, intanto che anticipe. E da Jesolo più o meno come zona. Madonna, un'ora è qua, E qua mi anda, 3 ore, 4? Ma sabato vogliate su, anche del sabato. No, vabbè. Mezzogiorno e mezzo, quindi... Comunque, massimo... Passa qua, dai, così vediamo. Massimo entro 2 settimane lo chiamo e che dice va a venire su domani. Lo aspetto volentieri, lo aspetto. Grazie mille. Dite, saluto. Salve. Arrivederci. L'avevo detto che sicuramente ci sarà stato qualche problema di materiali. Ho detto impossibile che l'azienda ti lasci a piedi eccetera, con quel che costa 350 euro un paio di oscuranti, un Teon, quindi vedi, pensare male sì, ma fino a un certo punto. Singono è sempre sul 50 e 50. Per chiarire il tutto, invece di bestemmiare e buttarli via, giustamente ho telefonato, ho chiesto spiegazioni, insomma, per riuscire a capire come Singono, sto buono a parlare, per capire come avremmo potuto risolvere, e adesso insomma appena posso andrò su. Diciamo che, con tutto rispetto per cui che abita da che parti là, non c'è mica tanta roba interessante per me da puntinare, cioè della serie, già che faccio quella strada lì, approfitto e faccio qualcosa. C'è sì qualcosa a Padova, a Castelli eccetera, ma ho già visitato tutto. L'unica cosa interessante che potrebbe esserci sempre sotto Padova, per me personalmente proprio, però i Colli Ugani, per andare giù in enduro, insomma buttarsi giù e farsi male con la mountain bike come piace a me. Lì però, per trovare il percorso giusto, avrei bisogno di qualcuno. Adesso eventualmente sento tra i miei contatti. No, è vero, avevano ragione gli amici, perché mi dicevano sempre, guarda che ti stanno copiando tutti, cioè da una parte ero sempre anche orgoglioso, parliamo di YouTube, no? Su certe cosine, tipo i modi di dire, il giardino di oggi, dove abitiamo oggi, eccetera, 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 eccetera. Adesso no, anche i raduni, che tristezza, no. Cioè passa il camper, che ero io quello che entrava nei camper degli altri, adesso tutti camper tour, ma adesso anche i raduni. Dimmi signor cane, sei venuto a trovarmi? Sei venuto a trovarmi? Ancora? Dimmi tutto. Ancora? Wow, che bellissimo mercoledì, che bello, 20 gennaio 2022. Raccontami, cosa c'è? In ginocchia. Mi fa morire. È incredibile che uno si sveglia e dice oh, non vedo l'ora di andare a lavorare. Nel mio caso, mettersi là seduto al calduccio nel camper col computer a fare grafiche,
Siti nuovi, è vero, appena arrivati, porca miseria, e lavoro non manca. La passeggiata mattutina è per me, perdona la voce, e ripeto, per me veramente forse la cosa più rilassante, in ogni caso incontestabilmente una delle cose più rilassanti, in quanto sono, ciao Stella, un mio amico il CP, che andiamo avanti senza esplorare in un territorio semi conosciuto, che però contemporaneamente di tanto in tanto ti riserva delle sorprese, non tanto il carciofo che ho visto prima in riva al mare, ma magari granchetti, conchiglie strane, capito, molluschi, coralli, e quindi c'è questa veramente tranquilla esplorazione di un posto, talmente tranquilla che non oserei neanche chiamarla esplorazione, e il fatto di tenere il CP libera, senza guinzaglio, no? Perché lei sì, mi viene sempre anche per le vie del centro senza guinzaglio, però sai, può esserci sempre allora il cane che può stargli sulle balle, allora legala, cambia strada, eccetera eccetera, piuttosto che le macchine che magari lei va un po' in strada, la prendono sotto. E qui invece, guarda, in spiaggia non c'è proprio niente di nessuno, a parte i cocai, che sarebbero i gabbiani. Questo è il Mille Luci, un locale che mi rievoca i ricordi dell'infanzia, una pizzeria bellissima, secondo me no, la più bella di Jesolo, non so, però una delle più belle di Jesolo, solo che ora che vuole il Green Pass e quindi niente. Che strani sti hotel o sti nuovi design, che se ci pensi sono veramente bellissimi ma non piacevoli, un po' come quando fanno quelle piazze ultramoderne con tutto il cemento, le luci eccetera eccetera. Certo, può essere in teoria molto meno bello un parchetto lasciato lì con gli alberi e 2 o 3 piantine, però cos'è più piacevole? Il parchetto col verde o queste 4 impiastri del cemento?